Vi ringrazio per essere connessi anche oggi con noi per questo nuovo appuntamento. Oggi sostituisco la professoressa Valeria Filì, che è impegnata in un convegno internazionale, il seminario Euro-Mediterraneo del 2020, il cui tema sono i working poor, e in particolare la professoressa Filì oggi sarà impegnata in una tavola rotonda sull'illegal employment. Si scusa ovviamente con tutte e tutti voi e anche con la nostra ospite di oggi, che è la professoressa Gina Rossi, che è professoressa associata di economia aziendale presso il nostro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Il tema di oggi sarà la rendicontazione di genere, strumenti e prospettive. Ricordo che stiamo registrando questo webinar, che la registrazione sarà online sul canale Play UniUd del nostro Ateneo, il canale per il trasferimento della conoscenza, e saluto e ringrazio la professoressa Brollo che oggi è collegata con noi, delegata del Rettore appunto per il trasferimento della conoscenza. La professoressa Gina Rossi da tempo si occupa del tema che sarà al centro del nostro webinar di oggi. Tra i contributi sul tema ricordo, oltre la rendicontazione economico-finanziaria, il bilancio di genere delle imprese del 2012, nello stesso anno la prospettiva di genere, un'opportunità per l'ente locale, e poi ancora un contributo del 2013, Tempo di donne negli organi di governo delle società, la prospettiva economico-aziendale. Questi contributi, gli ultimi due di questi contributi sono open access sulla nostra banca dati di Ateneo dei prodotti della ricerca, IRIS, che è una risorsa aperta a tutti. Anche questo è trasferimento della conoscenza. Se ci sono contributi che invece non sono in open access, ricordo a tutti che si possono chiedere agli autori mandando una mail e chiedendo appunto una copia del contributo. Sono particolarmente lieto di presentare questo webinar di oggi, perché ci stiamo per accingere, magari molti non lo sanno, ma ci stiamo per accingere a pubblicare il bilancio di genere del nostro Ateneo. È un lavoro a cui il CUG, sotto il coordinamento della sua presidente, la professoressa Filì, sta lavorando ormai da mesi, con il supporto, devo dire, prezioso e indispensabile di tutta l'amministrazione centrale. Ecco, credo che sentiremo anche dalla professoressa Rossi il perché è importante per tutta la nostra comunità questo nuovo documento, e soprattutto per quale ragione si tratta di una strategia fondamentale per il superamento delle diseguaglianze fra uomini e donne sul posto del lavoro. Quindi io do subito la parola alla professoressa Rossi, ricordando che se qualcuno ha delle domande, delle richieste di approfondimento, può o scrivere la sua domanda nella nostra chat, oppure, se ha piacere, alla fine dell'intervento della professoressa Rossi potrà rivolgerle direttamente la domanda, prendo la webcam se ha piacere, e ponendole direttamente la domanda. Grazie e do subito la parola a Gina Rossi. Ti ringrazio Francesco per questa tua lusinghiera presentazione, e mentre avvio la condivisione del PowerPoint, spero funzioni tutto quanto. Devo dire che a questo punto con le tue parole mi hai fatto venire, diciamo così, l'ansia da prestazione, per cui comincio subito con i disclaimer, metto le mani subito avanti e quindi vi chiedo di immaginare di non essere seduti dietro ad un monitor, dietro ad un video, ma di immaginare di essere seduti davanti a un aperitivo, visto che ormai ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, e quindi nell'attesa che ci chiamino dicendoci che la pasta è pronta, ecco, così passiamo qualche minuto a fare una chiacchierata più o meno allegra, spero più che meno, su questo tema della rendicontazione di genere, che è un tema che appunto, come diceva il professor Billotta, è di estrema attualità anche per quello che è il nostro Ateneo, ma in realtà è un tema di estrema attualità per tutte, diciamo così, le realtà aziendali. Allora, come vorrei annoiarvi, spero non più di tanto,
in questa ventina di minuti che abbiamo a disposizione. Vi vorrei mettere sul tavolo, diciamo così, alcuni pochi passaggi senza assoluta pretesa di essere esaustiva e spero anche senza essere troppo ingessata da professorone universitario, no, di un tempo. Vorrei appunto mettere sul tavolo queste poche cose, il significato della rendicontazione di genere, quelli che sono gli strumenti di cui tipicamente essa si avvale, per passare poi velocemente ad una carrellata di quelle che sono le prospettive future di questo tipo di rendicontazione, quindi di comunicazione, e vorrei anche chiudere con una brevissima riflessione su quelli che sono le opportunità naturalmente, ma anche i rischi che a volte sono associati appunto alla rendicontazione di genere, così come ad una qualsiasi tipologia in realtà di rendicontazione da parte delle aziende. Allora, da dove vorrei partire? Vorrei partire parlandovi del significato di questa tipologia di attività a cui ormai tutte le aziende direttamente o indirettamente sono chiamate. Vorrei partire in realtà da quello che è il concetto di genere, perché molte volte noi lo diamo per scontato, in realtà forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di approfondire questo aspetto. Però mi piace sempre ricordare che il concetto di genere di cui noi parliamo tanto è figlio di una costruzione sociale e che come tale quindi dipende da quello che è il contesto, diciamo così, permettetemi, spazio-temporale in cui ci stiamo muovendo. Perché vi dico questo? Perché posto che quindi il genere tipicamente non è una costruzione, non è un concetto di carattere biologico, anche se chiaramente poi si basa sulla distinzione tra sessi, quindi si parla di genere maschile, di genere femminile e così via. C'è da dire, da sottolineare, perché questo poi è rilevante per tutti i ragionamenti, secondo me, che su questo tema, sotto i vari profili vanno fatti. C'è da dire che in realtà questa idea, questo concetto di genere deriva un po' dal modo in cui all'interno del nostro contesto o dei vari contesti in cui ci muoviamo vengono percepite quelle che sono le caratteristiche, i ruoli che vengono considerati appropriati tipicamente per maschi e femmine, per esempio. Quindi è veramente una costruzione sociale, in quanto costruzione sociale va poi ad impattare, ad incidere su quelli che sono, diciamo così, i comportamenti che tutti quanti noi e quelli che ci stanno attorno adottano all'interno di un contesto appunto sociale come è quello delle aziende. Perché vi parlo di aziende? Perché, come vi diceva prima il professor Billotta, per chi non mi conosce, io mi occupo di economia aziendale e quindi di conseguenza per me il focus è proprio sulle aziende. E qui metto di nuovo le mani avanti in questa nostra chiacchierata dicendovi che quando mi riferisco al termine azienda, insomma a questo concetto di azienda, in realtà non sto pensando alle imprese, ma sto pensando a tutte, diciamo così, quelle molteplici realtà in cui viene svolta una qualche tipologia di attività economica che quindi possono essere del privato piuttosto che del pubblico, cioè per me l'università è un'azienda, per esempio, d'accordo? E nel privato penso sia a quelle orientate, come si suol dire, al profitto, ma penso anche alle non profit. Quindi in ogni contesto aziendale, in qualunque modo noi lo vogliamo, diciamo così, concepire, possiamo riconoscere come ci sia la possibilità di mitigare o addirittura in casi che definirei patologici, amplificare quelle che sono, diciamo così, le differenze di genere tra uomini e donne. Quindi le realtà, scusate che mi strozzo, le realtà aziendali di qualunque tipo contribuiscono proprio, hanno questa grossa responsabilità, potremmo dire, di favorire le pari opportunità piuttosto che amplificare, rendere ancora più grosse e più evidenti quelle che invece sono le differenze tra generi.
i modi, le occasioni che all'interno di un generico contesto aziendale possono appunto contribuire a questo tipo di processo sono veramente tante. Di solito si tratta di opportunità che riguardano il posto di lavoro, mi riferisco appunto a opportunità offerte in termini di ruoli, di crescita professionale, di retribuzioni, di opportunità di carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo veramente dilungarci con le esemplificazioni. Sono tutte condizioni di contesto che possono appunto contribuire ad accorciare oppure a rendere più ampio il divario che di fatto non lo possiamo negare in positivo oppure in negativo, ognuno poi ha le sue idee, che di fatto c'è appunto tra i generi. Ora, tutte le aziende, che siano, vi dicevo prima, private, pubbliche, for profit, non profit, non ha importanza, hanno quindi una responsabilità anche in ottica di genere. Ora, se siete d'accordo con me, credo che alcune tipologie aziendali, tipo penso a tutte quelle che rientrano nell'ambito della sfera pubblica, tutti gli enti e le organizzazioni che quindi in qualche modo per definizione, per missione potremmo dire, hanno a cura il benessere di una più o meno ampia categoria di cittadini o comunque sia di interlocutori. Bene, se per questa tipologia di aziende la responsabilità è, diciamo così, in modo quasi connaturato, concepita in modo più ampio, ecco, per quelle che sono le aziende di produzione, le imprese, le etichetto per semplicità, la scoperta di avere responsabilità che vanno oltre quella tipicamente economica e strettamente economica è stata una scoperta tutto sommato abbastanza recente. Perché? Perché lo sapete, insomma, meglio di me, ne avrete sicuramente sentito, no, menzionare, c'è sempre stata un po' questa idea appunto che l'unica responsabilità anche di natura sociale di una impresa praticamente è quella di fare profitti, perché nella misura in cui vengono prodotti profitti, ecco che poi di riflesso c'è anche un impatto positivo sulla società di natura non necessariamente o non strettamente appunto economica. Ora, questa visione è stata quantomeno superata perché anche se nell'idea degli autori che hanno formulato questa, diciamo così, questo slogan, lo chiamo così, non c'era probabilmente questa intenzione di questa visione restrittiva, insomma tutti noi oggi come oggi, e qui con una slide che spero insomma riusciate a vedere, ci rendiamo conto che anche per le imprese, così come per tutte le altre realtà aziendali, non è più soltanto il momento di essere responsabili dal punto di vista economico. Certo, è importantissimo, ma la responsabilità delle aziende e quindi anche delle imprese si è arricchita di tutta una serie di sfaccettature che ben hanno avuto modo di mettersi in evidenza nel corso, insomma, degli ultimi anni o anche di periodi antecedenti. Ecco. Quindi anche per quello che sembrava essere lo zoccolo più resistente nel mondo aziendale di realtà che erano concentrate su altri problemi, su altri tipi di responsabilità che appunto andassero oltre la dimensione sociale, ivi inclusa quella di genere, ecco che insomma questa idea è stata scalfita e quindi anche nel mondo delle imprese sempre di più si è andata affermando l'esigenza, l'imperativo di appunto adottare delle logiche di corporate social responsibility, quindi di responsabilità sociale dell'impresa, intesa come responsabilità per l'impatto che queste realtà aziendali hanno sulla società in cui operano. Ecco, quindi anche le imprese che, se volete, erano le ultime ad aver, diciamo così, manifestato
questo tipo di consapevolezza, oggi come oggi è innegabile che debbano appunto rendersi responsabili dal punto di vista sociale, e quindi come le aziende pubbliche, come la nostra università, per esempio il nostro Ateneo, come una qualsiasi organizzazione, sono chiamate a restituire in sostanza al contesto sociale in cui operano e grazie al quale operano una parte dei benefici che queste hanno ottenuto per il fatto anche semplicemente di essere parte di questo contesto. Quindi ci sono diversi aspetti della responsabilità, potete immaginare se volete come una sorta di puzzle fatto da varie tessere che si devono chiaramente incastrare l'una con l'altra. Quindi al fianco di una responsabilità indubbiamente economica che può essere più o meno rilevante a seconda del tipo di realtà aziendale che andiamo a considerare, ci sono una serie di responsabilità di tipo ambientale, sociale, civile, metteteci pure tutte le etichette che volete su queste n tessere del puzzle, c'è anche una responsabilità di genere, sicuramente. Banalmente perché? Perché tutte queste organizzazioni si avvalgono per poter operare del contributo fondamentale tanto di donne quanto di uomini. Ora, la responsabilità di genere anche qui può essere, potremmo perderci una giornata intera, d'accordo, su questo tema. In questi pochi minuti quello che mi sento di mettere in evidenza è che la responsabilità di genere a qualunque livello, in qualunque contesto essa sia attuata, è una responsabilità che porta l'ente, che porta l'organizzazione, che porta l'azienda a porre attenzione a quello che è il benessere dei propri lavoratori. Li ho etichettati in questo modo, poi insomma anche qui ci potrebbero essere varie sfaccettature a seconda delle discipline in cui siamo più esperti. Lavoratori maschi o femmine che si siano in generale, naturalmente. Perché? Perché questi lavoratori sono spesso anche chiamati in certi contesti di studio delle risorse umane, quindi dei fattori che sono essenziali per la contribuzione al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che poi quel determinato ente, quella determinata azienda o organizzazione si è posta. E quindi prestare attenzione al benessere dei lavoratori e adottare mi verrebbe da dire, delle politiche, delle linee d'azione, delle azioni positive anche, si diceva nella scorsa, nel precedente incontro insomma della scorsa settimana, che appunto siano fattivamente capaci di offrire uguali opportunità di crescita, di sviluppo personale, professionale, materiale, a prescindere da quella che può essere la qualificazione di genere. Ecco, su questo tema, a questo proposito, io sono solito spezzare una lancia di fronte al fatto che noi di solito siamo abituati a parlare di genere pensando alle donne, al fatto che le donne sono discriminate rispetto agli uomini e così via. Ora, come si diceva prima, il genere può essere maschile o femminile, adesso forse questa non è l'etichetta, la connotazione corretta, d'accordo? Quindi pari opportunità a prescindere, diciamo così, quindi da quelle che sono le caratteristiche, le qualificazioni biologiche, potremmo dire, della persona. Ora, dal mio punto di vista, di quella che è la mia disciplina di studio, quindi l'economia aziendale, ecco, queste tematiche di genere diventano fondamentali perché? Perché il benessere dei lavoratori, il fatto che appunto un lavoratore si trova bene, si sente bene sul posto di lavoro inserito all'interno di un certo contesto organizzativo, è una leva fondamentale e strategica addirittura, secondo me, per l'azienda per riuscire in modo efficace ed efficiente a raggiungere quelli che poi sono i suoi obiettivi di breve, di medio e di lungo termine. Quindi diventa il benessere dei lavoratori una condizione di produzione di quelli che sono poi i beni e i servizi che vengono distribuiti, prodotti, erogati appunto dalle diverse realtà aziendali che possiamo avere in mente. Una cattiva gestione di quelle che sono appunto le risorse umane, secondo me questo termine risorsa enfatizza per bene quello che è il ruolo, diciamo così, no? Delle persone che ai vari livelli operano all'interno delle aziende, delle organizzazioni, quindi non è dal mio punto di vista
disciplina soltanto un problema di evitare che si creino elementi di diseguaglianza e di favorire pari opportunità, ma è proprio diciamo così, una delle cause che stanno alla base, alla ragione di anche inefficienze dal punto di vista economico. Quindi questo tema delle pari opportunità, della responsabilità di genere ha, come vedete, come vedrete anche nelle prossime occasioni, nei prossimi webinar, ha tutta una serie di sfaccettature che, come diceva la professoressa Filì venerdì scorso, come queste tematiche siano in realtà un poliedro dalle diverse facce che va considerato e va guardato appunto a 360 gradi. Ora, il passaggio qual è? Il passaggio è che da questa idea di responsabilità, poi facendo una sorta di 1+1, consegue un'idea anche di, diciamo così, di accountability, un termine che purtroppo non vi posso tradurre in italiano, purtroppo lo sapete, sempre più spesso si va a pescare nel bagaglio del lessico, diciamo così, di matrice anglofona, no? Quindi, che cos'è l'accountability? In che senso passare dalla responsibility all'accountability? Nel senso che ad un certo punto, se a monte tutte le realtà aziendali sono consapevoli di questa ampia responsabilità che hanno nei confronti, diciamo così, del contesto in cui operano, devono anche assumersi questa responsabilità e devono quindi essere trasparenti. È un problema, appunto, l'accountability è un problema di trasparenza, di assunzione di responsabilità e di comunicazione, se volete, no? A terzi, diciamo così, di questi aspetti. Quindi devono essere trasparenti queste realtà su quelli che sono gli obiettivi, su quelle che sono le politiche, le decisioni, le azioni e gli impatti prodotti. Quindi c'è dietro, oppure c'è a valle un problema anche di fornire in modo adeguato delle informazioni. E veniamo brevemente a quelli che sono gli strumenti che possono essere utilizzati dalle varie, diciamo così, realtà aziendali, dalle varie organizzazioni, dai vari enti per comunicare queste loro responsabilità. Tante responsabilità, tanti strumenti, molteplici strumenti di rendicontazione, ognuno che è tagliato rispetto ad un certo fabbisogno conoscitivo. Ecco. Quindi le tessere del puzzle che vedevamo prima cambiano leggermente la loro etichetta pensando a quelli che sono gli strumenti di rendicontazione, per cui ecco che possiamo avere dei bilanci o dei report, chiamiamoli diciamo così come preferiamo, economico-finanziari che sono focalizzati sulla responsabilità economica, bilanci ambientali, sociali, di responsabilità, c'è l'impact report, il bilancio di emissione, anche qui un puzzle da 1000 e più tessere, c'è anche il bilancio di genere e questo si collega soprattutto appunto ai temi, alla rendicontazione, all'accountability sulla azienda come luogo di pari opportunità. Che cos'è un bilancio di genere? Ecco, queste riflessioni che vi sto per proporre valgono trasversalmente, sempre, ci tengo a ricordarlo, per tutte le tipologie di aziende, enti, organizzazioni a cui voi potete pensare. Quindi valgono per la grande società per azioni che si trova a dover fornire informazioni o a voler fornire informazioni di questo tipo, valgono per il nostro Ateneo, valgono per la piccola, diciamo così, realtà locale, magari di carattere non profit, che opera con, diciamo così, persone svantaggiate piuttosto che. Bene, il bilancio di genere o report di genere, come preferite, è un bilancio, è in sostanza un documento che appunto fornisce, rende trasparenti, diciamo così, le scelte che sono state effettuate e i risultati che sono stati prodotti da un'organizzazione appunto in un'ottica di genere. Cioè pensando al modo in cui questi obiettivi, queste decisioni, queste azioni che sono state prodotte hanno contribuito appunto a ridurre oppure ad ampliare, come dicevamo prima, il divario tra i generi. Da un punto di vista che è quello proprio sempre della mia disciplina, questo strumento non è tanto uno strumento di marketing volto a dire guardate quanto sono bravo, quanto sono bello, tanto insomma il bilancio è un qualcosa che si lascia scrivere, ci posso mettere dentro quello che desidero. No, l'obiettivo invece è quello che sia uno strumento che ci permette di valutare l'impatto delle decisioni e poi di essere trasparenti
nei confronti di una molteplicità appunto di portatori di interesse, di stakeholder, diciamo così. La struttura, una carrellata velocissima perché penso che sia di una noia mortale questo passaggio, ma tanto per farvi capire che cosa vi potete aspettare da un bilancio di genere. Di solito all'interno dei bilanci di genere, pubblici, privati, non ha importanza, c'è sempre una prima parte sul profilo organizzativo. Quindi ti dico prima di tutto chi sono come realtà organizzativa, come realtà aziendale, in modo tale che tu, lettore, poi possa quindi contestualizzare in modo più puntuale, in modo più mirato, quelle che sono le informazioni di dettaglio che poi ti andrò a fornire. E quindi vedete una serie di informazioni sulla missione, le attività, i settori di intervento e così via. A seguire, di solito, c'è una parte che si concentra sui vertici dell'organizzazione, a dire parto dall'alto e poi scendo giù, fra virgolette, verso il basso. E quindi di solito si propone un'analisi di genere di quella che possiamo chiamare la governance all'interno dell'organizzazione, d'accordo? Quindi da chi è fatto il board, un'analisi in ottica di genere naturalmente, d'accordo? Che iniziative propone il board in ottica di genere? Quali sono i valori, le priorità perseguite in questo ambito? E così via. Poi c'è una terza parte, che è quella più tecnica, se volete, in cui vengono proposti tutta una serie di indicatori più svariati. Qui in questa tabella, che mentre io chiacchiero potete insomma buttarci un occhio, ecco, ci sono una molteplicità di indicatori che dal punto di vista tecnico sono forse la parte che sembra più complessa da realizzare, perché mi devo mettere lì a tirar fuori i dati, cercare di capire, no? Che cosa devo calcolare, come devo elaborare il dato, eccetera, eccetera. Sui più svariati aspetti, vedete, qui ve ne ho proposti alcuni, sul personale, sulle retribuzioni, sugli interventi di formazione, sulle politiche di conciliazione, e poi mi verrebbe da dire chi più ne ha più ne metta. Naturalmente poi questi indicatori vanno calati anche in base a quello che è il contesto ambientale in cui andiamo a redigere, diciamo così, il bilancio di genere. In realtà vi devo dire che non è, diciamo così, in realtà la parte di quantificazione degli indicatori quella più complessa. Dove si sta andando verso questo tema della rendicontazione di genere, più in generale della rendicontazione, diciamo così, sociale? Si sta andando parecchio avanti. Non c'è dubbio che tutto il mondo pubblico sia già parecchio avanti in realtà su questa strada, sia già ben avviato su questa strada. Ci stanno arrivando con un pochino più di calma anche quelle che sono le aziende del mondo privato, perché forse qualcuno di voi lo sa, i cosiddetti enti di interesse pubblico, quindi le aziende di maggiori dimensioni, sono ormai chiamate a produrre all'interno dei loro bilanci una cosiddetta dichiarazione di carattere non finanziario che va a, diciamo così, fornire tutta una serie di informazioni che, guardate un po', intanto ci permettono di partire da quello che è il modello, quindi le caratteristiche dell'azienda, poi ci permettono di capire quali sono le politiche, i risultati ottenuti in applicazione di queste politiche e gli indicatori. Quindi un percorso simile a quello che vi accennavo prima, mirato al bilancio di genere. Su che cosa in particolare tutte queste informazioni? Allora qui vedete la direttiva che non vi ho menzionato, ma si tratta appunto di un provvedimento a livello europeo che poi è stato recepito naturalmente anche all'interno del nostro paese, parla proprio esplicitamente di informazioni su quelle che sono, diciamo così, le politiche utilizzate anche, io non so se il mio mouse lo vedete, anche in ambito di genere, l'ho messo in grassetto, d'accordo? Quindi non possiamo più nasconderci dietro un dito e dire vabbè, questa informazione non è importante, no, proprio in modo mirato. Anche quindi le aziende del privato sono sempre più spinte a fornire questo tipo di informazioni ritenute a questo punto estremamente rilevanti per una molteplicità di stakeholder. Chiudo con due battute su quelli che sono i rischi e le opportunità e proprio vi presento una slide. Rischi quali sono? I rischi sono quelli di over-accounting e pinkwashing, come dicono i nostri diciamo così, colleghi in ambito internazionale. Over-accounting perché? Non nascondiamocelo. Ora, queste organizzazioni pubbliche e private di varia natura sono chiamate a fornire un'infinità, potremmo dire, di informazioni, vuoi allo Stato a fini fiscali, vuoi a questo a fini civilistici, vuoi a quell'altro a fini di ottenimento del finanziamento e così via.
Quindi il rischio è che le varie realtà, diciamo così, aziendali si sentano sovraccaricate di un obbligo, di una responsabilità di fornire informazioni sugli aspetti più minuti della loro attività. E c'è un grosso, secondo me, rischio del tipo pinkwashing, che è un po' quello che vi dicevo prima, nel senso, evitiamo di fare in modo che il bilancio di genere sia pensato come uno strumento volto a sbandierare la necessità diciamo così, premiare il ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione, piuttosto che è un bilancio di genere, non è un bilancio delle donne oppure del genere femminile. Le opportunità, e con questo chiudo, mi ricollego in realtà ad una considerazione che anche tu, Francesco, facevi verso la fine del tuo intervento la volta scorsa. È importante gestire la questione di genere, chiamiamola così, come nell'ottica di una risorsa capace appunto di arricchire i valori aziendali, di portare nuove idee, incoraggiare dinamismo, sviluppare energia. Vi scrivevo qui come alcuni punti, no? Tra i molti che potremo citare. Ecco, quindi la gestione delle diversità di genere in quest'ottica proattiva e costruttiva di creazione proprio del valore aziendale. E quindi anche gli strumenti appunto di rendicontazione, come per esempio il bilancio di genere, devono diventare sempre più da di informazione ex post in una certa ottica, quella di genere, di informazioni che avrei potuto anche tacere piuttosto che fornire in altro modo, ad un vero e proprio strumento di gestione che collega quelli che sono i risultati con quelli che a monte dovevano essere gli obiettivi. Ora voi capirete che se a monte gli obiettivi non ci sono, non sono chiari, non sono stati definiti e declinati in questa dimensione, tutti gli strumenti che si possono mettere in atto in campo di rendicontazione di genere perdono di significato. Ecco, questo è stato un forte impegno, un forte sforzo anche del nostro Ateneo nel momento in cui appunto adesso si sta prestando a far uscire proprio la prima edizione del bilancio di genere. Bene, questo è quanto, spero siate ancora tutti svegli e pronti per andare a pranzo. Se avete qualche curiosità, qualsiasi cosa, sono qua. Grazie infinite alla professoressa Gina Rossi, la ringrazio soprattutto per l'estrema chiarezza, da non cultore dell'economia aziendale ho capito tutto. Mi fa piacere. Il che insomma già dalla misura di quanto tu sia stata chiara. Volevo chiedere, prima di fare una considerazione, se ci sono delle domande, degli interventi su quanto abbiamo ascoltato finora. Ecco, c'è Nunzia Rizzitano che si è prenotata. Sì. Gina, puoi togliere la condivisione delle slide, per favore? Sì, hai ragione, scusami, è vero. Ecco, do la parola a Nunzia. No, ecco, mi verrebbe da dire, Gina, grazie intanto, anche per me, insomma, devo dire che è tutto molto chiaro, e, insomma, sono discipline ostiche, ma insomma è tutto molto chiaro. No, volevo semplicemente dire questo, evidentemente è uno strumento non obbligatorio, seppure auspicabile, no? Mi sembra di capire questo. Una riflessione che forse c'entra poco: tutto si risolverebbe se invece di parlare di genere fossimo abituati culturalmente a parlare di un unico genere, che è quello umano, perché in ogni caso, secondo me, c'è sempre poi appunto il rischio di compiere discriminazioni al contrario, no? Cioè, ecco, è una disciplina molto ampia, insomma, adesso, però questi sono gli spunti che mi sono nati in testa, no? Dobbiamo appunto avere degli strumenti, ma perché ci siamo in qualche modo messi nella necessità di dover sempre etichettare. Ecco, questa era la mia così considerazione. Ora capisco appunto che nel momento in cui ci troviamo davanti alla gestione poi di appunto aziende, organizzazioni, società, ci sia la necessità di appunto imbrigliare dentro gli strumenti tecnici, no, le azioni che si compiono. Però forse bisognerebbe andare oltre, cioè mi piacerebbe che ci fosse, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, uno sforzo verso il genere umano, ecco, non i generi.
in generale. Ecco, tutto qua. Grazie. Solo... Grazie Nunzia. Posso a questo punto fare la considerazione che volevo fare dopo, ma mi solleciti all'intervento immediato, perché io invece sono completamente di un'opinione opposta alla tua, nella misura in cui è vero quello che diceva Gina durante il suo intervento, cioè che genere si riferisce tanto al genere maschile quanto al genere femminile, però noi ci dobbiamo mettere anche a riflettere in base al contesto in cui viviamo, no? Gina ce l'ha detto fin dall'inizio, il genere è una costruzione sociale e, aggiungo io, portando alle estreme conseguenze il suo ragionamento, ha una sua relatività di carattere geografico, ha una sua relatività di carattere storico, per cui noi ragioniamo oggi in Italia nel 2020. E oggi in Italia nel 2020 noi assistiamo, ma è osservabile questo, cioè non è una mia opinione, a un pay gender gap, cioè le donne a parità di ore lavorate, di mansioni svolte guadagnano meno degli uomini, e qui ci sono statistiche a livello internazionale che ci dicono questo, ci dicono che le donne a livello di ruoli apicali nelle aziende, ma anche nella pubblica amministrazione, come dire, sono un numero inferiore agli uomini, e quindi c'è un dato di fatto che ci dice che c'è uno squilibrio che subiscono le donne. Allora, a questo punto c'è, oltre alle considerazioni di carattere come dire, più strettamente economico che faceva Gina, ci sono delle considerazioni sociali che dobbiamo fare. Ci ha mostrato una slide in cui si vedeva Chernobyl, si vedevano altri disastri di carattere ambientale. Noi abbiamo come dire, come pubblica amministrazione, come una pubblica amministrazione particolare, perché noi produciamo conoscenza. Ok? Quindi abbiamo una responsabilità sociale anche da questo punto di vista. Ai nostri studenti noi, come dire, offriamo non solo conoscenza, ma anche un modello di ricerca, ma anche un modello di vita all'interno di una comunità. Per cui abbiamo la possibilità di creare oppure no delle esternalità negative, uso volutamente questo termine che suona quantomeno economico, e queste esternalità negative sono di carattere sociale, per cui la rendicontazione di genere ci consente di vedere delle cose che, se noi invece utilizzassimo l'approccio che ci ha suggerito Nunzia, non vedremmo. No, scusate, però non voglio, mi fa piacere che sia nata una discussione, però forse devo correggere. Allora, lungi da me il dire, scusa, posso intervenire? Sì, assolutamente. Ecco. No, allora, io sono assolutamente certa della necessità che ci sia, non della necessità, sì, della necessità di riequilibrare appunto lo squilibrio che c'è senz'altro verso le donne, senz'altro verso le persone più in una situazione di difficoltà e di debolezza nella nostra società. Però io andavo oltre a questo, cioè di questo sono certa, è uno strumento assolutamente necessario, io lo renderei addirittura obbligatorio, cioè ponevo l'accento su questo, non c'è l'obbligatorietà di fare un bilancio di genere, no? Questo mi è sembrato di cogliere come atto appunto necessario per chiudere il bilancio di un'amministrazione, pubblico o privata che sia. Bene, io lo renderei necessario, non volevo dire questo, mi dispiace di aver dato, come dire, ho dato lo spunto e sono contenta, ma non volevo dire che sono convinta che non ce ne sia bisogno, anzi andavo oltre e nella mia società ideale, insomma, tutto questo doveva già essere superato, ecco, proprio perché in qualche modo ho fiducia diciamo nel genere umano, ecco, mettiamola così. Ecco, questo è quello che volevo dire. Lungi da me, poi sono d'accordissimo con quello che ha detto il professor Billotta, e appunto ringrazio la Gina per essere stata appunto molto chiara su argomenti così complicati. Ecco, tutto qua. Spero di aver chiarito. Grazie Francesco. Grazie Nunzia. C'è qualche altro intervento? Gina, tu volevi aggiungere qualcosa?
No, semplicemente il fatto che sono contenta in realtà che questa discussione, fra virgolette, no, poi abbia preso piede alla fine, perché il punto è proprio quello, no? È un costrutto sociale per cui il problema anche della rendicontazione nel mio piccolo, diciamo così, settore di interesse più specifico è giustificata a monte proprio da questo fatto, no? Da cui l'esigenza di rendere conto di un qualcosa che, sono d'accordo con Nunzia, dovrebbe essere naturale, diciamo così, cioè, nella società ideale in cui noi in realtà, perché cioè, giustamente come Francesco dicevi prima tu, in cui noi diciamo così auspichiamo di vivere, ci dovrebbe essere appunto un genere solo, il genere umano, per cui anche questa esigenza di rendere conto piuttosto che di fornire informazioni su a monte non avrebbe motivo di esistere, perché diciamo così dovrebbe essere connaturata in una rendicontazione più, se volete, fisiologica, no? di informazioni su quello che succede in generale alle persone che, no? sono coinvolte. Purtroppo devo dire ci sono dei contesti in cui anche in parte nel nostro le differenze di fatto esistono, e quindi anche la comunicazione, l'assunzione di responsabilità nei confronti di queste differenze viene visto da un certo punto di vista, potremmo non essere tutti quanti d'accordo, come un fattore premiante e indicativo di una sorta di illuminazione, di gestione illuminata, ecco, diciamo così, di quelle che sono le risorse a disposizione. Quindi devo dire che ecco, faccio io adesso il ruolo di arbitro, condivido entrambe le vostre posizioni per un motivo l'uno, per il motivo l'altro, e quindi ecco, ci troviamo a dover mediare anche con questi temi poi banalmente a questo punto, no? Sul bilancio di genere piuttosto che tra queste due posizioni, quello che dovrebbe essere, quello che di fatto è, quindi barcameniamoci, come si suol dire. Bene, vedo anche connessa Alessandra Catena, che è una componente del CUG e che, come dire, è stata una delle fautrici più diciamo impegnate nella redazione del bilancio di genere. Ci diceva Gina prima, sono tanti dati che bisogna raccogliere, e effettivamente è stato fatto un lavoro enorme. Ecco, non so se Alessandra voleva dire qualcosa velocemente. Sì, buongiorno a tutti. No, allora, dal mio punto di vista un po' rilevo questo rischio un po' di overaccounting, in effetti sì, dobbiamo forse un po' sì, forse di vedere insomma quello che effettivamente è talvolta necessario, quello di cui si può forse anche fare a meno. Quindi questo sforzo sicuramente va benissimo per il bilancio di genere, ecco, l'intenzione dovrebbe essere un po' quella di riuscire ad avere dei dati che poi possano essere utilizzati in più contesti, quello un po' sarebbe l'ideale. Comunque insomma vediamo, intanto un primo sforzo è stato fatto, no? Un primo inizio, magari negli anni a venire si tratterà anche solo di aggiornare quei dati, talvolta è anche questione di impostare, no? Un po' in maniera diciamo così, funzionale fin dall'inizio, e poi riuscire a proseguire, insomma, vediamo, ecco. Comunque, ripeto, da parte nostra la disponibilità c'è, perché crediamo, insomma, in questa iniziativa, quindi sicuramente, insomma, ci siamo con il nostro contributo. Grazie. Grazie Alessandra. Non so se Gina voleva ancora dire qualcosa. No, io vi parlerei per ore di queste cose qui, anche per dire la tendenza ultimamente è un po' quella infatti di andare verso un cosiddetto report integrato, che evitando questa over accounting, faccio 50.000 pezzetti, no? Un bilancio così, un bilancio con là, un bilancio con la via, in realtà produco un unico documento che a sistema mi mette tutti questi tasselli che comunque contribuiscono a creare valore in qualunque declinazione poi lo vogliamo porre.
Adesso mi taccio, promesso. Benissimo, allora io ringrazio tutte e tutti per aver partecipato, vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, venerdì 16, sempre alle ore 12, il tema sarà la nutrizione in una prospettiva di genere e la relatrice sarà Nicoletta Pellegrini, che è professoressa associata nel nostro Ateneo di Scienze Tecniche e Dietetiche Applicate. Io ringrazio ancora Gina Rossi per il suo intervento e saluto tutte e tutti. A venerdì prossimo. Grazie. Un caro saluto.